È impressionante la prova di forza di Monza nel recupero della 17ª giornata di campionato, che in trasferta al Pala Igor di Novara ha rifilato un netto 0-3 alle padrone di casa dell'Igor Volley. Uno scontro diretto che porta le Brianzole a -7 in classifica, ma con ben 2 partite in meno rispetto alle avversarie piemontesi, il che apre a nuovi scenari per i piani alti del campionato. Fuga di Monza dalla metà del primo set, con le Brianzole che allungano abbondantemente fino al 15-23. Il parziale sembra finito, ma Novara piazza un break di 8-1 che fa sperare nella miracolosa rimonta. Nulla da fare però, la Saugella si ritrova sul più bello e chiude 23-25. Seconda frazione in fotocopia della prima, Novara fatica in ricezione e in attacco, con la Saugella che ne approfitta per costruirsi un rassicurante vantaggio di +4. Sul 20-24 è lodevole la rimonta di Novara, che però si ferma per la seconda volta sul 23-25, portando le ragazze di Gaspari sullo 0-2. La reazione dell'Igor Volley arriva finalmente nel terzo parziale, grazie agli ingressi di Zanette, Dalderop e Washington. Ma l'incantesimo dura poco. Monza torna a spingere forte con le bordate di una Vanecke formidabile, che si inchina solo di fronte ai 14 punti di una Danesi in formato nazionale. È lei che si carica la pressione sulle spalle, siglando il 22-25 finale e regalando lo 0-3 alle sue compagne. La striscia positiva di Monza prosegue con la 11ª vittoria di fila, mai così bene in Serie A1, mentre per Novara è il momento delle riflessioni su una gara in cui è vistosamente mancata la qualità nel gioco. Guarda, adesso sono veramente contenta perché è stata proprio una bella partita di gruppo, quindi è questo quello che conta di più e non abbiamo mollato anche nell'ultimo set che eravamo comunque sotto di 5 punti all'inizio e siamo state praticamente sotto quasi tutto il set. Però bene, si vede finalmente un po' il frutto del lavoro che facciamo in palestra perché è stato un periodo complicato e continuerà comunque a esserlo perché giochiamo veramente ogni 2 giorni, ogni 3 giorni, poi tra poco abbiamo pure la bolla della CEV e quindi niente, sono molto molto contenta.